Amiche e amici di Calcio Napoli 24, ben ritrovati da Alessandro Montano per questo appuntamento con il nostro speciale calciomercato di venerdì 23 gennaio, il giorno in cui il Napoli ufficializza due cessioni, quella di Lang al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto, quella di Lucca al Nottingham Forest. Saluto il buon Vittorio Bernardo in cabina di regia, saluto soprattutto gli amici collegati al canale 79 del Digitale Terrestre a Napoli e Caserta, saluto la nostra chat di YouTube, il nostro canale al cui vi invito sempre di iscrivervi, lasciare un like, attivare la campanellina. Saluto soprattutto un grande amico, un grande collega, Marco Lombardi. Marco, ben ritrovato ed eccoci. Ciao Alessandro, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Marco, oggi avremo tanto di che parlare, però facciamo un attimo dietro front su una notizia alla tua esclusiva di ieri, quella che riguarda il rinnovo di Amir Rachmani, sostanzialmente firmato, ufficialità in arrivo. Ti lascio poi un bignami delle puntate precedenti. Sì, allora, diamo la notizia, ovvero che Amir Rachmani ha firmato il suo rinnovo contrattuale tanto atteso, questo prolungamento di contratto fino al 30 giugno del 2029, di fatto un contratto a vita per il difensore kosovaro che chiuderà quindi, se rispetterà il contratto fino all'ultimo giorno, chiuderà a 35 anni e mezzo la sua avventura in azzurro, di fatto praticamente 9 anni, quasi 10 in azzurro e poi chissà magari il futuro cosa gli darà al buon Amir. Di certo però questo rinnovo gli dà 3 milioni e 8 di ingaggio, sarà il difensore, anzi è ormai il difensore più pagato della rosa azzurra, ha superato anche Giovanni Di Lorenzo ed è questa una giusta, meritatissima, diciamo, mh, cosa che doveva avere il buon Amir, perché appunto è già dall'anno scorso che con Conte è diventato un punto fisso, anzi l'anno scorso è stato proprio il pilastro della difesa azzurra, 38 gare su 38. Quest'anno all'inizio della stagione la sua assenza si è fatta sentire, rinnovo e trattative di rinnovo nate proprio dopo lo scudetto vinto con Antonio Conte, perché andando un po' a ritroso nel corso della fine della stagione 2024-2025, svariati club hanno mostrato il loro interesse per Rachmani, vari club dall'Arabia Saudita che offrivano cifre folli, ma non è mai stata intenzione di Rachmani andare a svernare così presto in Arabia, quindi subito declinate queste offerte che però erano molto molto allettanti e poi anche un'offerta dal Tottenham che quella sì lo aveva ingolosito abbastanza, ma complice poi la permanenza di Antonio Conte, che ricorderete bene in quei giorni post festa scudetto sembrava più destinato all'addio che alla permanenza. Poi mh, il mister ha voluto proseguire la sua avventura in azzurro ed ecco che anche Rachmani ha seguito le orme del tecnico rimanendo in azzurro, rifiutando anche questa offerta del Tottenham e anche di altre squadre. E magari adesso si può un po' si può dire, c'era anche la Juve su Rachmani Sì. quando c'era giunto lì, che poi è stato epurato, quindi l'offerta anche da parte della Juve era molto molto elevata a livello economico e non solo, proprio a livello di centralità insieme a Gleison Bremer, ma per fortuna Rachmani è rimasto, ha firmato questo benedetto rinnovo contrattuale che era fermo di fatto da mesi, perché l'accordo era arrivato già a fine agosto, comunque al termine della sessione estiva di calciomercato, però ovviamente non c'era fretta di concludere, gli accordi erano stati presi e il giocatore era quindi blindatissimo, ripetiamo, fino al 30 giugno 2029. Attendiamo quello che è l'annuncio ufficiale da parte del Napoli con tanto di foto di rito e annuncio sul sito. Non ci è dato sapere quando potrebbe arrivare questo fatidico post, fatidico tweet del Napoli, del presidente De Laurentiis. Io credo, ipotizzo comunque al termine della sessione
di mercato invernale con tutta calma, anche perché sono giorni e saranno giorni fino al 2 febbraio in cui il Napoli avrà ben altro a cui pensare e la fretta ricade su ben altre situazioni, non su questa di Rachmani che deve essere appunto solo annunciata e lo dico di nuovo, Sì. meritatissimo questo gesto da parte della società perché, ripeto, sia far sì che lui sia il difensore più pagato della rosa e anche poi farlo di fatto rinnovare a vita perché a 35 anni e mezzo, quando sarà nel 2029, è ovvio che lì o smetti o vai appunto a svernare in qualche club arabo o chissà dove. Assolutamente, calciatore come ricordavi perfettamente, ha avuto tante offerte, ha deciso comunque di restare e direi tecnicamente si vede, no Marco, quando Rachmani è in campo e quando non lo è. Sì, un esempio ultimo, purtroppo ai noi, ciò che è accaduto martedì sera in quella di Copenaghen, assente forzato purtroppo Rachmani, che tra l'altro apro e chiudo parentesi, salterà ovviamente sia Juve-Napoli e sia Napoli-Chelsea purtroppo. Ha nel mirino Napoli-Fiorentina, ma sono piuttosto negativo, però lui tenterà di rientrare per la gara di sabato prossimo, ma io non credo che ce la farà, quindi purtroppo dovrebbe slittare tutto poi a Genoa-Napoli di sabato 7 febbraio ore 18. Quindi si è sentita in tutte le partite in cui quest'anno purtroppo non ha giocato, la sua assenza tantissimo, complice poi un Beukema che fino ad ora non ha assolutamente dato spazio, dato motivo di far pensare che il Napoli abbia fatto bene a spendere questi 30 milioni di euro per lui, anzi, io mi chiedo come sia possibile che ancora non sia riuscito ad inserirsi al meglio un giocatore del genere. E poi buongiorno, che ok, anche lui ha avuto dei problemi, strascichi dalla scorsa stagione, ma davvero si sta rendendo protagonista di errori incredibili per certi versi, tre rigori causati, l'autogol contro il PSV Eindhoven. Mm, spero e credo che ci sia una inversione di marcia, inversione di tendenza eh, potente perché non possono solo e unicamente tirare avanti la carretta Rachmani e Certo. un redivivo Juan Jesus che paradossalmente, correggimi se sbaglio, credo che sia quasi l'MVP della difesa centrale in questa stagione fino ad ora, tolto Rachmani che per molte partite non c'è stato, quindi diciamo non si può dare proprio un giudizio completo sul Kosovaro, ma Juan Jesus quest'anno sta tenendo lui in piedi la baracca, ripetiamo, con Beukema e Buongiorno, quasi di fatto 80 milioni investiti, ma il ritorno sul campo per ora è stato ai limiti della sufficienza. Assolutamente, concordo, mi dai l'assist, poi dopo, prima di arrivare anche ai saluti, ti chiedo la tua su Giovane, che ormai, insomma, dopo daremo anche l'esclusiva del nostro Pasquale Cacciola per quanto riguarda anche l'arrivo entro la gara contro la Juventus, anche una possibile convocazione. Secondo te anche i rendimenti, quello che dicevi prima, no, di Buongiorno e Bechemà, hanno spinto il Napoli a fare un ulteriore passo, ovvero meglio blindare uno dal rendimento sicuro come Rachmani perché Beckham e Buongiorno che solo a Firenze quest'anno hanno mostrato di essere la difesa del presente e del futuro, come dicevi tu, non solo hanno ritornato poco, ma Beckham è finito anche fuori dai titolari. Sì, ma Conte poi in primis Conte è stato chiaro, lo ha detto proprio nel corso delle sue lunghe contrattazioni, o meglio non lunghe, importanti contrattazioni di fine maggio, quando ha poi deciso di restare. Conte era stato chiarissimo nel dover tenere a tutti i costi Rachmani e per lui è l'esempio di questa squadra, l'ha detto più volte, anche in pubblico lo pensa assolutamente, quindi in primis si è speso Conte per lui e poi in effetti la società azzurra non può che aver pensato quantomeno a blindare ciò di cui ha certezza, ovvero Rachmani che
continuerà, ripetiamo, a guidare la difesa azzurra fino al 30 giugno 2029. Poi, se Beukema o Buongiorno o entrambi riusciranno a seguire le orme del Kosovaro, bene, altrimenti non so poi quanto futuro possono avere nel Napoli. Perché tra l'altro, Ale, io, vabbè, questo è un discorso molto più lungo, poi magari a fine mercato faremo una trasmissione proprio ad hoc, ma mh, se per Lucca e Lang c'è stata la cessione, a questo punto può succedere di tutto anche con Beuke, ma non in questa sessione ovviamente, ma magari in quella estiva può succedere di tutto anche col difensore olandese. Vedo proprio rispetto al passato, magari, Sì. un po' troppa incertezza, perché davvero per me è da sottolineare che nel giro di 24 ore il Napoli abbia mandato così all'aria di piani del mercato estivo con due acquisti da quasi 70 milioni, poco più 70 milioni, più o meno la cifra è quella, gettandoli così, non rispedendoli, uno al Nottingham, uno al Galatasaray, cercando poi di arrabattare la mh, modalità di cessione migliore per far sì che poi si sblocchi il mercato in entrata. Ma io davvero sono allucinato, sono incredulo e non mi aspettavo assolutamente una fine del genere per due giocatori seguiti da mesi e mesi e mesi e mesi. Ricordiamo che Lang fu trattato molto concretamente già a gennaio scorso, quindi un giocatore seguito per ben due sessioni di mercato viene così lasciato andare in questo modo. Ok, che diciamo, nelle squadre il mercato evolve giorno dopo giorno, diciamo, le idee cambiano, ma se tu segui un giocatore per 12 mesi, allora c'è qualche problema, perché non è possibile. Poi è successo con ben due giocatori, non con uno. Quindi io mi porrei delle domande serissime, onestamente, perché in estate abbiamo, diciamo, fatto grandi complimenti a Manna per la rapidità con cui si era mosso sul mercato, ma a questo punto, se la rapidità significa fare scelte avventate e non poi magari concordate con il resto della società, chissà, non credo che poi sia la scelta giusta fare queste scelte così rapide che poi si vanno a sbugiardare dopo pochi mesi, vedi appunto gli addii di Lucca e Lang. Scusa per questa chiosa, però mi premeva proprio dirlo No, perché assolutamente. mm, Doveroso. Assolutamente grazie. doveroso. Eh, mostro anche con l'ausilio del nostro Vittorio Bernardo, intanto quella che è stata la tua esclusiva nel pomeriggio di ieri, così da ricapitolare, magari per chi si fosse collegato soltanto adesso, a breve dovreste vederla, eccola qui, la trovate sempre su calciopoli24.it e poi, visto che mi dai una mano a lanciare il prossimo tema per salutarci, Marco, ti chiedo un commento su quella che è la notizia lanciata dal nostro Pasquale Cacciola. Domani sostanzialmente arriviamo a quello che è il succo della questione, le ipotesi visite mediche Lampo a Castelvolturno con primo allenamento domani mattina. Chiaramente il Napoli arriva alla gara con la Juventus con 4 calciatori in meno rispetto a Copenaghen. Non so tu che impegni hai, Marco. Io non sono convocabile per la panchina perché abbiamo la live reaction, altrimenti insomma vediamo come apparare. Sì, io sarò lì, quindi sarò Sì. allo stadium, quindi se serve, ma ovviamente scherzi a parte, più che altro io mi chiedo, no, ma ok che col Chelsea ovviamente nessun nuovo acquisto potrà essere schierato, nessun nuovo acquisto sarebbe dovuto essere schierato, né giovane né chiunque altro, anche preso il 1° gennaio. Ma mi chiedo, no, come si fa a cedere due giocatori, ok, ok a fuori rosa, ok, avulsi completamente, lo si è visto a Copenaghen, entrambi sono entrati, ma tu ti vai a giocare la vita contro il Chelsea, conscio del fatto di toglierti due bocche di fuoco in una situazione poi nera in attacco con Neres che purtroppo ha avuto questo problema al tendine, Lukaku che ovviamente non sarà in grado di giocare se non 10 minuti contro il Chelsea mercoledì. Quindi
Sono io quello che è impazzito o mi sembra una mossa completamente azzardata? Anche perché Concordo. dal 29 al 2 c'era modo di venderli sia Lang che Lucca. Ok, che poi non potevi già prendere Giovane, va bene, ma non è che, a parte che non credo poi che Giovane sia ciò che serviva al Napoli, punto uno, non credo proprio che Conte lo vedrà, punto due, e non so quanto tempo ci metterà ad entrare in rodaggio nel mondo Napoli. Detto questo, per domenica si farà il tutto per provare a convocarlo. Occhio che non è che se domenica mattina il Napoli lo tessera poi si può farlo schierare, no, bisogna far passare delle ore. Questo ci può venire in aiuto Claudio Russo, che non penso proprio ci stia seguendo di venerdì sera, però Claudio Russo sa bene come funzionano queste regolamentazioni della Lega, Certo. quindi occhio a dire ok, domenica mattina è ufficiale, quindi possono convocarlo? No, bisogna aspettare i tempi tecnici, quindi o domani mattina si fa tutto in fretta e furia, che non è proprio una cosa da Napoli, dato che di solito i tempi si allungano spesso, oppure io credo sia molto difficile vedere Giovane allo stadium, onestamente. Quindi attendiamo prima l'annuncio ufficiale, le visite mediche che si svolgono poi a Villa Stewart o a Castelvolturno a Pineta Grande, poco cambia. La cosa certa, chiudo, è che il Napoli partirà domani alle 16:30 con un volo charter direzione Torino. Quindi nel caso poi magari Giovane può pure raggiungerli a Torino in serata, però vedremo. Vedremo, insomma, Verona molto più vicino a Torino di quanto non lo sia Napoli. Marco, grazie mille davvero, ancora complimenti per l'esclusiva di ieri, ci sentiamo e ci rivediamo poi nei prossimi giorni. Ciao ragazzi, buona serata. Grande, grande abbraccio al nostro Marco Lombardi che chiaramente troverete anche all'esterno dello stadium in occasione della live reaction che partirà dalle ore 16 domenica con Ciro Novellino, col sottoscritto, con i nostri ospiti, tanti tifosi che ci daranno una mano a commentare sia in studio che a Torino, quella che chiaramente è la partita eh, oggi caldissima anche e soprattutto per come ci si sta arrivando, soprattutto senza nessuna conferenza stampa prepartita perché non parlerà Spalletti e non parlerà né Conte. Su Conte non è neanche ormai una notizia, se proprio la vogliamo dire tutta. Su Spalletti è una mezza notizia e ci regala, penso, il primo Juventus Napoli della storia senza una conferenza stampa prepartita. Questo è poco, ma sicuro. Risaluto ancora i tanti amici della chat, anche chi come Mitox, che insomma è insistente, stava un po' spammando il commento su Giovanni a che ora è atteso a Roma. Andiamo a rimostrare a questo punto al touch anche con l'ausilio della nostra regia, mostrandovi quella che avevo dato prima, un piccolo anticipo con il nostro Marco Lombardi in chiusura, le visite mediche, le ipotesi con chiaramente la possibilità di essere a Castelvolturno per anticipare i tempi. Scrive il buon Pasquale che chiaramente dopo le ufficialità di Luca e Lang, che tra un po' ne veniamo a mostrare, ci andiamo a leggere anche le loro prime parole da nuovi calciatori rispettivamente del Nottingham e del Galatasaray. Spiega il buon Pasquale che l'affare con il club scaligero ormai ai dettagli, c'è l'ipotesi di vederlo in campo già contro la Juventus che non è da escludere, vista l'emergenza dovuta agli infortunati e con Lucca e Lang già lontano da Napoli, Conte spinge per averlo in campo contro i bianconeri. Al momento Giovanni si troverebbe a Roma solo per risolvere quelli che sono gli ultimi dettagli burocratici relativi al suo contratto, poi secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nelle ultime ore si sta anche valutando l'ipotesi visite mediche lampo a Castelvolturno con conseguente primo allenamento nella mattinata di domani. Ci sono accertamenti clinici inizio stagione, l'età sportiva già ricevuta per scendere in campo col Verona, quindi il Napoli ha un iter meno lungo, meno complicato rispetto a quello che sarebbe un acquisto durante i mesi estivi e dunque ci può essere questo assist dal punto di vista temporale. So che siamo già pronti con il nostro prossimo ospite e allora vi mostro per lanciarlo e presentarlo quella che è l'ufficialità anche di Noah Lang al Galatasaray. Ve lo mostro qui poco prima di dare il ben ritrovato ad un amico, lo possiamo dire a tutti gli effetti, di Calcio Napoli 24. Ricordiamo giusto le cifre: prestito oneroso da 2 milioni di euro, il diritto di riscatto cifra più cifra meno intorno ai 30, ma non obbligatorio, con ingaggio da 1,7
75 milioni di euro netti a stagione. Enrico Zambruno, Mola TV, grazie mille per essere dei nostri. Ciao, buonasera, un abbraccio a tutti e a tutte, ciao. Harry, sei stato un po' il nostro nuolangologo, passami l'espressione perché ce l'hai presentato quando il Napoli in maniera lampo ha provato a prenderlo in estate, ci è riuscito, ci hai dato una mano a capire il perché di tante sue parole, anche il tentativo di una rinascita. Non ti nascondo che da parte mia c'è comunque un po' di perplessità su questo addio anticipato, ne parlavamo anche poco prima della diretta. Intanto ti chiedo la tua, se te lo aspettavi, se un po' in questi mesi avevi immaginato che effettivamente per Lang l'esperienza a Napoli potesse essere già caput. No, onestamente non me lo aspettavo perché per due motivazioni. La prima motivazione è perché quella fresca fresca, purtroppo, adesso voi siete più aggiornati di me, David Neres dovrà rimanere fuori un po' di tempo e quindi di Sì. conseguenza è vero che arriva Giovane, però Giovane ha caratteristiche diverse rispetto a David Neres e Lang poteva essere il grimaldello giusto, soprattutto con, come dicevamo nell'ultimo collegamento che abbiamo fatto insieme, soprattutto con 6 mesi di conoscenza del calcio di Antonio Conte, ok, e discontinuo, benissimo, questo si sapeva perfettamente già dai tempi di PSV Eindhoven, il campionato olandese è assai più semplice naturalmente rispetto alla Serie A che è molto complicata, soprattutto andare ad affrontare le difese avversarie. La seconda cosa, perché mi stupisce, perché smentisce un po' la storia di Antonio Conte che fin dai tempi della Juventus, ma anche dai tempi del Chelsea, ha sempre aspettato determinati giocatori, gli ha dato fiducia nonostante magari avvii non straordinari. Ti posso fare l'esempio di Mirko Vucinic a Torino, sponda bianconera, piuttosto che Sebastian Giovinco, ma ti potrei fare altri esempi in generale. E invece va via. Evidentemente non ha convinto Antonio, evidentemente non ha convinto lo staff, perché poi si fanno mille valutazioni naturalmente. Lang le sue possibilità le ha avute, però io onestamente gli avrei dato ancora 6 mesi. Allora poi ovviamente giustamente in estate lo puoi andare a cambiare, ci mancherebbe altro, il mercato è assai più prolifico dal punto di vista quello estivo rispetto a quello invernale. Vederlo partire così, poi la sirena turca è una sirena turca anche economicamente importante, però proprio per l'assenza di Neres adesso onestamente io non l'avrei dato via. Sono assolutamente d'accordo, anche perché poi l'arrivo di Giovanni è tutto da verificare, ma questo poi sarà tema di un'altra discussione. Cosa non ha funzionato secondo te? Tu che l'hai raccontato, lo hai visto esplodere attraverso le tue telecronache in Eredivisie, perché non ha funzionato al Napoli? Non ha funzionato perché secondo me lui, te la dico male, ha un po' banalizzato il campionato italiano. Tanto io ho queste caratteristiche, tanto io salto l'uomo. Ho capito, però il campionato italiano non è così. Cioè lui secondo me ha letto male i raddoppi che gli facevano addosso. Questa è la mia proprio valutazione calcistica, ok? Nel senso che lui saltava un uomo, spesso l'ho visto saltare un uomo, però in Italia c'è il secondo, subito attaccato. E quindi questa è una cosa alla quale non era abituato né nel campionato belga né in quello olandese. E questa è una cosa tattica. Dal punto di vista ambientale non lo so, onestamente. Non lo so, però obiettivamente arrivi nel momento perfetto. C'è il Napoli campione d'Italia. Napoli campione d'Italia dopo lo scudetto vinto l'anno scorso contro una squadra non più forte perché l'ha vinto il Napoli, però sappiamo il valore dell'Inter, no? È vice campione d'Europa in Certo, carica. certo. Ok, quindi c'è con tutto l'entusiasmo che ne usciva. Secondo me lui alla lunga pensava di giocare di più, però obiettivamente ragazzi l'esplosione di Neres è stata sotto gli occhi di tutti ed è per questo che da amante folle del calcio mi dispiace per Neres, perché il Neres visto per quei 2 o 3 mesi a Napoli, quei 2 mesi soprattutto, è un giocatore straordinario, un giocatore che non ti dà punti di riferimento, un giocatore divertente, un giocatore che ti fa andare al Maradona e dire spendo volentieri dei soldi per andare a vedere il Napoli. Ecco, Lang alla lunga poteva essere quel giocatore lì, perché comunque i colpi li ha, no? Cioè è indiscutibile. Poi magari a Napoli li ha fatti vedere di meno, ma li ha quei colpi. E poi spezzo una lancia a suo favore, ce l'avevano presentato e forse era anche il nostro timore condiviso, ricorderai le vecchie chiacchierate su come sarebbe calato invece nella fase di non possesso, invece come Neres anche Lang si era completato una delle ultime partite col Sassuolo, è entrato per Sì. marcare Matic e ha marcato Matic, quindi è anche questo un po' dissonante, cioè il Napoli comunque aveva la disponibilità di questo ragazzo che si sentiva all'interno del progetto.
Sì, proviamo un attimo a capire insieme, proviamo a ragionare, no? Al di là dell'aspetto economico che magari non ti arrivava più un'offerta del genere dalla Turchia, ok, considerazione molto rilevante perché poi devono combaciare varie cose. Secondo me io provo a entrare in questi casi qua quando va via un giocatore importante per il quale non hai speso poco, provo a entrare sempre nella testa dell'allenatore. L'allenatore non lo considerava più indispensabile, anche a fronte, perché poi ovviamente devi dare il tuo nulla osta, se si rompe Neres tu hai ancora il coltello da parte del manico, il giocatore è tuo, quindi puoi anche dire di no ai turchi, se si arrabbiano fa niente, nel senso che voglio dire, le dinamiche del calcio, quanti trasferimenti sono saltati all'ultimo minuto, no? Per questioni di infortuni. Quindi non ha proprio convinto Antonio Conte. Conte, secondo me, è convinto che con il rientro di Zambo e che con il riposizionamento di quel giocatore straordinario, non lo devo dire io, ci mancherebbe altro che McTominay, un pochettino più avanzato, può assemblare il Napoli diversamente rispetto a quello che abbiamo visto adesso. A patto ovviamente che, ragazzi, non so cosa stia succedendo a Napoli, però è incredibile la moria di calciatori che ci sono in questo periodo qua. Veramente il Napoli arriva a Torino domenica con una quantità di giocatori infortunati o comunque indisponibili comunque impressionante. Ed è per questo che, secondo me, Antonio Conte in testa, ok, faccio un'altra cosa. E Conte, sotto questo punto di vista qua, è il migliore in Italia insieme a Gasperini. Cioè nel fare altre cose. Con quanti schemi ha vinto il Napoli l'anno scorso lo scudetto? Tu sei più preparato di me. Tanti, no? Certo. Sia partendo dal primo minuto che giocando a gare in corso. Ed è per questo che è il migliore. Ed è per questo che è il migliore e io sono convinto, sono fortemente convinto, me lo auguro per il campionato italiano, ma è una mia convinzione personale, che stanno facendo un po' troppo presto il funerale a Napoli. Nel senso che sì, se non batteva nell'ultima di campionato e usciva fuori dal giro scudetto, no, tanto Antonio Conte rimane lì. Ma figurati se ti molla lo scudetto così. Antonio Conte rimane lì. Antonio Conte, la sua storia ti dice che anche quando era a -8, -9 dai suoi obiettivi non ti molla assolutamente niente. Cioè, adesso inizia un altro campionato, eh? Adesso dai playoff o comunque dagli ottavi di finale inizia completamente un'altra stagione. La stagione dove devi mantenere continuità, ma ovviamente devi cercare di recuperare tutti i giocatori che hai fuori, purtroppo, che sono importanti. Cioè, si sta discutendo poco del fatto che sono 3 mesi che manca De Bruyne. Kevin De Bruyne. È che sto proprio parlando di... No, cioè non se ne parla più, capito, certo. Ma manca De Bruyne. Zambo Anguissa è... siamo d'accordo che uno dei 5 centrocampisti migliori del campionato? Siamo d'accordo? Sì, largamente. Era capocannoniere quando si è infortunato, questo vorrei ricordare. Quindi questo secondo me sono cose da tenere in considerazione. Assolutamente, poi aggiungiamo anche le tante difficoltà che sono arrivate dal mercato. Ecco, Enrico, mi dai l'assist, tu hai raccontato l'epopea Juventus di Antonio Conte dal 2009 al 2023, chiaramente è stata la voce ufficiale chiaramente anche dell'epopea bianconera. Ti chiedo, un Conte così anche nervoso e che noi non siamo ancora abituati dopo 2 anni, anche come tira in mezzo la questione dello staff medico, e poi ecco, se ci puoi centrare anche questo strano incrocio, Spalletti da ex allo Stadium, ma anche Conte da ex allo Stadium. Sì, certo. Allora, staff medico, sai cosa? È che non riesco, cioè non so cosa sta succedendo onestamente, quindi sospendo un attimo. A Torino una roba simile non era mai arrivata. No, una roba simile non è mai successo. No, questo no, però è anche vero che a Torino così tanti infortuni nei 3 anni di Conte non ci sono mai stati. Onestamente non ci sono mai, ci sono stati infortuni importanti, ma non così tanti, onestamente. Quindi non aveva motivo, onestamente, di fare delle considerazioni di questo genere qua. Detto questo, il nervosismo di Conte, secondo me, è un nervosismo che te lo do al 50% che è naturale, ok? Quindi la sua indole, l'indole di purtroppo non riuscire a fare determinate cose che riusciva a fare la scorsa stagione, mi verrebbe da dire, è anche scontata come cosa perché la squadra è meno brillante in determinati momenti rispetto alla scorsa stagione. La scorsa stagione una gara come quella di Copenaghen la vinci 3-0. Però ovviamente si gioca molto più frequentemente e chiaramente è diversa, ogni stagione è diversa dall'altra. L'altro 50% secondo me è una tattica. Antonio Conte non è mai uguale alla stagione precedente. Questo lo dice la storia. Lo dice la storia di Antonio. E quindi è una tattica per mettere pressione,
ci è riuscito in maniera straordinaria l'anno scorso, perché non ti dimenticare mai, gli scudetti si vincono sul campo, ovviamente, ci mancherebbe altro, Certo. ma il 15%, e non è una percentuale piccola, il 15% secondo me si vincono anche a livello di comunicazione, anche buttando la pressione addosso agli avversari. Quindi è ovvio che Antonio Conte, quando fa il discorso Juve, Milan, Inter, Roma, sono loro le squadre che devono vincere, più attrezzate economicamente. Allora, in parte è vero, in parte butti in pasto casino, giusto? Nel senso che ovviamente scudetto sul petto ce l'hai tu, fino a prova contraria. Quindi questa è una cosa molto rilevante. Juve-Napoli è una bella partita. Prima di tutto parliamo di calcio. È una bella partita perché lato Napoli, la formazione partenopea, pur essendo in inferiorità a livello di organico rispetto a quella bianconera, queste partite qua difficilmente te ne sbagli. Adesso fai tutti gli scongiuri del mondo, ma non è una bufaggine, assolutamente, è una considerazione. Assolutamente. Perché? Perché Napoli ha salvato il campionato. Cioè il 2-2 di San Siro è un 2-2 vero, Cioè, l'Inter nelle ultime 9 partite di campionato ne ha vinte 8, ha fatto un pareggio, quello contro il Napoli. Quindi quello è veramente... Cioè, Napoli è una squadra con, come dite voi, Cazzim, giusto? Ok? Sì, Quindi una squadra veramente che non molla. E Antonio si fa buttare fuori perché è arrabbiato. Benissimo. Ma ti fai buttare fuori perché è troppo intelligente, non bisogna banalizzare, perché mandi un segnale ai tuoi giocatori. Ok, c'è Stellini, è la stessa cosa, non fa niente, va bene così. Però mandi un segnale ai tuoi giocatori, io mi faccio buttare fuori, mi butto nel fuoco per voi, andate a pareggiare questa partita. Che è successo? Tac, 2-2 McTominay. È un dato di fatto. La Juve, io l'ho vista dal vivo l'altra sera con il Benfica, era un po' che non la vedevo dal vivo, ok? Ed è una squadra strana, però nell'accezione positiva del termine. Nell'accezione positiva del termine perché la squadra che aveva in mano Tudor era una squadra scombinata, sfibrata, con poca logica. Spalletti gli ha dato una logica, non si può pretendere di pensare che la Juve sia da scudetto perché non lo è minimamente, ha una rosa con zero leader, non ha leader la Juve in questo momento in campo, non ne ha minimamente. Bremer forse è un accenno di leader, ok? certo. Però è una squadra che ti dà sempre 2-3 palle gol pulite agli avversari, l'ha dato anche contro il Benfica, però è una squadra che sa colpire. Cioè Spalletti sta capendo piano piano le caratteristiche dei suoi giocatori, che nei primi mesi ovviamente faceva fatica a capire, anche perché ultimamente, fammi dire, era abituato a ben altri giocatori di maggior livello. Mi auguro solo una cosa, che Spalletti non venga tartassato ai tifosi del Napoli, che Antonio Conte non venga tartassato ai tifosi della Juve. Poi tu dirai, tanto succede. Boh, va bene, ok, però vabbè, faccio la mia speranza. Ma perché questo? Perché Conte ha scritto la storia della Juve in campo da giocatore, da capitano, e poi quei 3 scudetti di cui uno vinto con 102 punti. Ok, poteva tornare, non è tornato, sono rumors di mercato, non fa niente, è il calcio, è la vita. Spalletti perché non si può avere la memoria corta. Lo scudetto di Spalletti è una roba che ci ricorderemo tra 30 anni. E te lo dice uno che vive a Torino e che non c'entra niente con Napoli. Cioè, certo, vuol dire, assolutamente. l'anno di Kvara, vabbè, non te lo devo neanche dire, ce lo sai a memoria, saprai tutte e 38 le partite a memoria, e se ti dico la data... Ti dico che per sai, noi però... della nostra generazione è stato il primo scudetto. Per noi della nostra generazione negli anni 90 è stato il primo scudetto. Bravissimo, e non è ma poi scudetto arrivato come? Arrivato con l'interruzione in mezzo, con Kvara che arriva da sconosciuto e fa Kvara, un giocatore che ha vinto la Champions League, cioè voglio dire, non è proprio una stupidaggine, con Osimhen che fa capocannoniere, con Di Lorenzo che l'alza, cioè con una squadra obiettivamente che ha ucciso completamente il campionato. E quell'anno non ti dimenticare, ma lo sai perfettamente, che c'erano 4 squadre più forti a livello di organico del Napoli. Cioè Napoli partiva come quinta secondo me in quella stagione lì, e lì Spalletti ha fatto un miracolo. Per questo, al di là di tatuaggio, non tatuaggio, dichiarazioni, non dichiarazioni, Spalletti penso che vi abbia fatto delle grosse dichiarazioni d'amore, magari sono state travisate determinate parole, però Spalletti sarà sempre quello che vi ha riportato lo scudetto. E questa cosa qua non si può dimenticare. Assolutamente. Enrico, ci avviamo alla chiusura della nostra chiacchierata e ti faccio 3 nomi, poi li trattiamo in ordine. Resto in ultima battuta su Juventus-Napoli, perché a tratti è stato anche un derby di mercato, non solo per En-Nesyri che ormai è in direzione bianconero, non solo per Maldini che è ancora tutto da valutare, ma per un nome su tutti, Federico Chiesa, che noi ad inizio mercato ci immaginavamo almeno rientrare in Serie A con i bianconeri.
È un nome destinato, passami l'espressione scorrettissima, ma forse è quella più adatta, a marcire in panchina a Liverpool e rischiare anche di bucare il mondiale, poi mai l'Italia passa. Io sono tanto combattuto su Chiesa, sai, nel senso che ho visto dal vivo il Chiesa Prime, quello poi che arriva, quell'europeo incredibile del 2021, ehm, poi l'infortunio brutto di Roma, Liverpool. Io fossi lui andrei via perché il Liverpool, dopo un anno e mezzo, dopo una stagione e mezzo, ha altri programmi Arne Slot per lui. E allora se tu mi dici, perché poi alla fine noi ovviamente prima abbiamo aperto con Lang, ok, però è Sì, parziale, perché siamo al 23 gennaio alle 20:43, quindi mancano ancora 10 giorni, 10 giorni sappiamo che può succedere di tutto. Allora se tu mi dici, va via Lang e arriva Federico Chiesa, allora ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa, nel certo. senso che, sai cosa? Io Chiesa lo prendo adesso perché ha una fame dentro di volersi riprendere post infortunio, voler tornare in Italia, voler tornare in nazionale da Gattuso che non l'ha mai chiamato. Cioè, chi prende Chiesa prende uno prende uno che non mangia da 20 giorni, che esce da una grotta e non mangia da 20 giorni. E hai una voglia di... Quindi, sia per la Juve che per Napoli, obiettivamente perfetto Chiesa. Ecco, Subokema è l'ultimo di quel tris Lucca Lang che rischia di essere bocciato. Lui è ancora al Napoli, però oggi è finito a fare addirittura la riserva di Di Lorenzo che non è Braccetti di mestiere. Non me lo aspettavo. Onestamente non me lo aspettavo dopo l'esperienza di Bologna che ha visto un giocatore. Io pensavo che il Napoli avesse preso un giocatore alla Rachmani, ok? Affidabile, intelligente, senso della posizione, così. Mi sta stupendo in negativo questa cosa qua. Effettivamente essere sotto Di Lorenzo come braccetto, comunque come difensore centrale, mi stupisce. Però per Beuchema vale ancora di più rispetto al discorso rispetto a Noah Lang, cioè non lo devi lasciare andare via. Non devi fare l'errore che tante squadre non hanno aspettato. Hai investito, è un ruolo che te lo puoi permettere, è un ruolo dove sta facendo benissimo in difesa anche Juan Jesus, che comunque ti copre, no? Cioè quelle problematiche che potresti avere, nel senso Juan Jesus insieme a Rachmani, insieme a Buongiorno stesso. Adesso Buongiorno non è stato perfetto nell'ultimo periodo, però è un giocatore buonissimo, indiscutibile, assolutamente. Di Lorenzo come braccetto di destra di difesa è molto affidabile. Secondo me ti puoi permettere di aspettarlo, ma in generale. Su Lucca non me lo chiedere, nel senso che secondo me avete Sì, fatto un affarone. sì, A venderlo, però. certo, questo Sì, intendevo. sì, sì, sì. Sì, 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 sì. No, non ti voglio dire, lo sapevo, te l'ho detto anche perché non te l'avevo detto, gliel'ho detto ai miei amici. Certo. Però con questa squadra qua non c'entrava niente, obiettivamente. Niente. Non può, cioè, per me non era un attaccante da Napoli dopo quella stagione a Udine. Tu me lo devi dimostrare dopo 3-4 anni. Non l'avrei preso un giocatore che tendenzialmente gioca tanto su palla alta, palla a terra, fa una fatica immane, dialoga male con i compagni. Insomma, avete fatto un affarone darlo via. E allora mi dai l'assist per salutarti con una doppia domanda, anzi in realtà una che si sdoppia. Quindi hanno preso un abbaglio sia Conte che Manna che nell'ultimo periodo è stato un po' bastonato dai tifosi del Napoli. No, non è che hanno preso un abbaglio. Secondo me hanno valutato un profilo che economicamente era adeguato al Napoli, un profilo italiano, perché l'italianità ci deve essere, perché non ti dico chi me lo disse, ma un famoso dirigente mi disse: occhio che le squadre che vogliono vincere lo scudetto, che vogliono rimanere in alto, devono sempre avere una base italiana, ma perché? Te lo spiego perché. Perché tu devi a uno straniero devi spiegare che cosa significa andare a giocare a Marassi alle 20:45 di venerdì sera. A uno straniero devi spiegare che ad aprile il Lecce si deve salvare e devi giocare domenica alle 15 al Via del Mare con 30.000 persone. E allora la base italiana, Luca queste cose qua le sa già. E Conte, secondo me, pensava di poterlo migliorare tecnicamente in questi mesi qua. Discorso simile a Lang, evidentemente ha floppato e ci sta floppare un giocatore, ci mancherebbe altro. Criticare Manna mi viene difficile, onestamente. Mi viene difficile perché ovviamente i tifosi del Napoli dopo 2 scudetti negli ultimi anni hanno la bocca buonissima e ci mancherebbe altro, è corretto che sia così.
però il lavoro che ha fatto Mana l'anno scorso è un lavoro straordinario, eh. Concordo anch'io, siamo troppo severi in questo momento, poi è sempre facile parlare col senno del poi, anche se è l'unico lusso che abbiamo un po' noi addetti ai lavori e soprattutto i tifosi. Harry, sei stato come sempre gentilissimo e super disponibile, ti mando un grande abbraccio, buon lavoro e alla prossima. Un abbraccio grande a tutte voi e tutti voi. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, buona serata. Grande, grandissimo abbraccio ad Enrico Zambruno, voce per anni dell'epopea bianconera, voce ufficiale, poi oggi anche voce delle Eredivisie, è stato il perfetto ospite per raccontarci sia quello che non ha funzionato con Noah Lang, perché lui è stato tra i primi anche a presentarcelo, ma soprattutto anche per aprire un po' l'album dei ricordi in vista di Juventus-Napoli. Allora, un po' di notizie, andiamo anche su calcionapoli24.it perché vi mostro un po' di cose in serie. In campo Inter e Pisa già da un paio di minuti, vi mostro le formazioni ufficiali al touch, con l'Inter che si schiera con il 3-5-2, con Sommer tra i pali, con Bissek, De Vrij e Bastoni la difesa, Luis Enrique e Carlos Augusto saranno i due esterni, con Sušić, Zielinski e Mkhitaryan al centro del campo. In attacco Lautaro Martinez e Pio Esposito, una formazione molto rimaneggiata chiaramente dopo le fatiche di Champions. Ricordiamo, mercoledì vanno in campo tutte quante le contendenti di questo ultimo turno del girone. Il Pisa con il 3-4-2-1, con Scuffet tra i pali, con Calabresi, Coppola, Canestrelli la difesa, con Touré e Angori gli esterni, Marin ed Ebischer la cerniera di centrocampo, Moreo e Tramoni alle spalle di Meister, non Durosilmi, che si è presentato con un gol nella sua prima partita di fatti effettiva in Italia. Ancora al touch, prego il nostro Vittorio Bernardo di mostrare quello che tra un po' andiamo a farvi vedere, ovvero le prime parole di Noah Lang al Galatasaray, perché dice di essere orgoglioso di essere qui a Istanbul, visto già campi di allenamento di prima ordine e poi un posto speciale perché si sente sostanzialmente a casa mia. Prego il nostro Vittorio di mostrare il touch, se non ci sono problemi, eccolo qua. Perfetto. Dice, sono orgoglioso, molto felice in questo momento, non vedo l'ora di affrontare questa sfida, sarà un nuovo capitolo per me, vorrei ringraziare in modo particolare il nostro presidente, il signor Abdullah, per avermi portato qui, il campo di allenamento è davvero di prim'ordine e sono sicuro che faremo degli ottimi allenamenti qui, anche i miei compagni di squadra mi hanno accolto in maniera molto calorosa, sono sicuro che ci divertiremo molto e raggiungeremo grandi traguardi. Sono felice di far parte di questa famiglia. I nostri tifosi mi hanno mandato davvero tantissimi messaggi, continua Lang. Voglio ringraziarli per la fiducia che mi hanno dimostrato. Spero di poter dare loro la risposta necessaria in campo. Istanbul per me è un posto davvero speciale. Quando ho guardato fuori dalla finestra dell'hotel ho visto la mia vecchia scuola. Ha davvero un significato particolare e sono così felice di essere di nuovo a casa. Cresciuto ad Istanbul, Noah Lang, questa è una cosa che è sempre detta anche poco nei momenti in cui insomma Galatasaray stava trattando. Resto ancora al touch perché c'è anche l'accoglienza del Nottingham Forest per Lorenzo Lucca, siamo lieti che Lorenzo sia con noi, ci andiamo a leggere le parole del DS Gaspar che lo è andato a prendere, Edu Gaspar, Global Head of Football al Nottingham Forest, è un giocatore che aggiunge qualità specifiche alla nostra squadra, siamo lieti che si sia unito a noi, avendo giocato ai massimi livelli in diversi paesi, arriva con un buon mix di esperienze e possibilità di continuare a crescere come giocatori. Tutti nel club hanno dato il benvenuto a Lorenzo e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che potrà avere per il resto della stagione. Completiamo la tripletta al touch, vi mostro anche le parole di Scott McTominay che ha parlato lungamente nel post partita di Copenaghen-Napoli, l'ha fatto ai microfoni di CBS Sports Golasso, se non la conoscete, esilarante trasmissione, oltre che molto competente, che segue la Champions sul Paramount Plus per le reti britanniche, con Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards al commento. Detto, apprezzo molto che tu sia intervenuto, soprattutto perché non sempre i giocatori parlano dopo un pareggio, complimenti per il gol, come giudichi questa partita gli chiedono. Su McTominay, sai cosa? Dobbiamo trovare il modo di segnare il secondo e il terzo gol, non è stato abbastanza, dovevamo spingere di più per chiudere la partita, soprattutto quando loro restano in 10 uomini. Thierry Henry prova ad incalzare, cioè segue il campionato, in questo momento sembra che facciate fatica a vincere le partite, secondo te da cosa dipende? Spiega McTominay, dobbiamo trovare qualcosa in più negli ultimi 30 metri, un
po' di magia, qualche combinazione come facevamo bene l'anno scorso. Io giocavo un po' più avanzato con Romelu, ora dobbiamo portarci più vicino con tanti uomini a Rasmus, aiutarlo quando riceve tra le linee. Inoltre abbiamo tantissimi infortunati, ormai siamo arrivati ad 8 giocatori fuori, è una situazione difficile. Poi sul gol, colpo di testa davvero fantastico, e poi quello che sta facendo a Napoli, molto molto bello, davvero incredibile. Dice: Napoli, mi sto divertendo, la gente è fantastica, mi ha dato tantissimo supporto, è bello avere anche la mia famiglia qui che viene a trovarmi ogni tanto, così andiamo a pranzo insieme. Mi godo davvero tutto. Insomma, ricorderete che un paio di settimane fa aveva rilasciato anche un'intervista alla bella e brava Kate Abdo, che aveva chiesto anche un po' com'era la vita dalle parti di Napoli. McTominay, che è sempre uno dei principali anche ambasciatori di Napoli nel resto del mondo calcistico, ha preso un po' quelle che erano un po' le prime mansioni di Mertens, mettiamola così. Mi chiede Massimo Taiocchi quelle che sono le ultime su Maldini, che è scongiurato il pericolo perché qui a Bergamo aspettano l'addio. Su Maldini la situazione è ancora molto chiara, nel senso che ad oggi il Napoli sta valutando. Quello che possiamo raccontare è che quello che insomma, stiamo raccontando dal 2 gennaio, che il calciatore è stato proposto dall'entourage a diversi club. Napoli e Juventus sono quelle che oggi ci stanno pensando di più. Occhio però alla Fiorentina, perché anche la Fiorentina ci sta pensando molto. Il Napoli con l'arrivo di Giovane però ci obbliga ad un'altra considerazione. La facciamo oggi con il nostro direttore Salvio Passante, poco prima di CN24 Live. Con l'arrivo di Giovane, che è una seconda punta, stuzzico anche voi amici della chat, perché poi settimana prossima ne parleremo, anzi lo faremo già dalla live reaction di domenica. Con l'arrivo di una seconda punta, convenite con me che, dato via Lang, Vergara ed Elmas sono di fatti due mezze ali, Neres infortunato per tanto tempo, Politano che ormai è un esterno a tutto campo. Oggi il Napoli non ha esterni veri d'attacco a disposizione. Questo cosa significa? Che si sta preparando il campo per un 3-5-2, Giovane seconda punta con Højlund che alle interviste lo ha sempre ribadito: io posso giocare anche con Lukaku, posso giocare, se il mister lo chiede, posso giocare anche con Lukaku, perché poi rientrerà Anguissà, e quando rientrerà Anguissà cosa si fa? Si manda via McTominay dai due di centrocampo, lo si va a mettere trequartista, oppure si torna a un centrocampo a tre ma con delle soluzioni diverse, con due esterni molto offensivi che già stiamo vedendo come Spinazzola e Politano. Ecco, secondo me questa è una riflessione molto molto interessante da andare a fare, ed è un 3-5-2 che secondo me è una di quelle considerazioni che dobbiamo portarci avanti nel corso di questo finale di settimana, anche se io ripeto quello che dicevo nel corso di CN24 Live. Il Napoli è riuscito anche in questa sessione di mercato a quasi indebolirsi, perché salutare Luca e Lang prima di due partite così delicate come Juventus e Chelsea, dove il Napoli davvero si gioca la vita, perché ti giochi il passaggio ai playoff, che posso capire, e i tifosi magari scalda poco, ma sono tanti soldi passare ai playoff di Champions, e soprattutto restare solo in scia dei primi posti, per quanto magari l'Inter con una vittoria oggi andrebbe a più 9, sto andando a memoria, dovrebbe andare a più 9, e poi con la possibilità di tenere lontano quello che è lo spauracchio quarto posto, perché le avversarie dietro stanno iniziando a montare. Il Napoli si trova con 4 calciatori in meno rispetto a Copenaghen, delle sostituzioni che abbiamo visto in Champions, Ambrosino, Lucca e Lang, e già ne sono 3 che non avrà a disposizione. Anche Marianucci sarà probabilmente tenuto fuori, poi magari si dovrà fare leva anche su quella che è innegabile, la grande professionalità dei calciatori. Però Ambrosino e Marianucci hanno partecipato, neanche, se non vado errato, anche alla sgambata contro il Savoia che c'è stata in settimana. Poi magari ci può essere il rientro di Lukaku, magari ci può essere il rientro di Meret, ma a condizioni fisiche che ben tutti conosciamo, situazioni che oggi non sono al 100% affidabili. Quindi secondo me oggi dobbiamo iniziare a parlare anche di emergenza nell'emergenza, che il mercato più che placare ha creato per queste due partite. Poi magari dalla gara contro la Fiorentina del 31 gennaio il Napoli avrà Giovanni a disposizione, perché poi ecco, torno e vi mostro, prima di salutarci e rispondere a Salvatore D'Ambrosio, anzi lo facciamo subito perché lo ringrazio di averci scritto, così come i tanti, Scampiaregna,
TNTV, Salius Lee, Andy Tedesco, Prince Charles, Salvatore, tutti i fedelissimi. Oggi, ragazzi, chiedo scusa se siamo arrivati poco da voi, ma abbiamo avuto 2 collegamenti estremamente interessanti che hanno fatto volare letteralmente il cronometro di questa trasmissione. Vi mostro, magari se vi siete collegati soltanto adesso e siamo in chiusura, quella che chiaramente è l'esclusiva del nostro Pasquale Cacciola per quanto riguarda Giovane Napoli, con le ipotesi visite mediche nella mattinata di domani a Castelvolturno, visto che già a Roma per risolvere alcuni problemi burocratici e anticipare i tempi, essere quantomeno a disposizione convocabile con la Juventus. Da vedere, perché Pasquale spiega benissimo nel finale di trasmissione di pezzo che è un'ipotesi dovuta al fatto che quando si vanno a fare le visite mediche nel mercato invernale magari c'è qualche step in meno da compiere rispetto a quelle che sono le visite mediche in periodo estivo, con l'identità sportiva che è già arrivato, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, non lo ripeto ulteriormente. Arriviamo però ai saluti e io come sempre vi ringrazio per averci seguito nel corso di questa oretta, speciale calciomercato che seguirà la sua ultima settimana fino poi all'ultimo giorno, il 2 febbraio, dove cercheremo di capire anche l'orario perché proviamo a seguire il gong. Intanto mi interrompo perché il Pisa è in vantaggio, attenzione, il Pisa è in vantaggio a Milano contro l'Inter, 0-1 del Pisa, tra un po' diciamo anche il marcatore, quindi 1-0 sbloccato il risultato, il Pisa a Milano, occhio, magari significa poco, magari, però intanto il Pisa è in vantaggio, questo è già una notizia. Volevo recuperarvi anche insomma chi dovere per quanto riguarda i primi gol che sono arrivati in questa giornata. Andiamo a dire gol di Moreo, quindi vantaggio del Pisa a Milano. Ci salutiamo con questa notizia, non diciamo nient'altro, in silenzio, diciamo a voce bassa per non andare ad intaccare troppo la scaramanzia. Io ringrazio ancora voi che ci avete seguito al nostro canale YouTube, ringrazio gli amici che ci hanno seguito al canale 79 del Digitale Terrestre da Napoli e Caserta, ringrazio il nostro Vittorio Bernardo, sempre puntuale, disponibile in cabina di regia, ringrazio Marco Lombardi che ci ha dato una mano alla prima trasmissione, ringrazio Enrico Zambruno che è stato gentilissimo nel concederci una ventina di minuti del suo tempo per raccontare quello che è stato e non ha funzionato per Noah Lang con il Napoli, soprattutto aprire un po' l'album dei ricordi alla Juventus, e ringrazio come sempre tutti voi che ci avete scritto nel corso di questa lunga live. Ci rivediamo e ci risentiamo domenica alle 16 con la live reaction di Juventus Napoli e poi con lo speciale calciomercato che tornerà lunedì dalle ore 20. Ciao!